Ora parliamo ancora di sostenibilità, questa volta quella che cercano i turisti quando prenotano nel nostro territorio un bed and breakfast, un appartamento, ad aiutarli Regione del Veneto che introduce un codice identificativo di qualità. Vacanze sì, ma di qualità. Il Veneto si conferma ancora come la regione più turistica d'Italia, con 70 milioni di presenze e 20 di arrivi, e il comparto turistico si conferma nuovamente come la prima industria del Veneto, con un fatturato tra i 17 e i 18 miliardi di euro capace di produrre grandi benefici sul piano occupazionale. Dati significativi per i quali la regione, a partire dallo scorso giugno, ha attivato un ulteriore strumento di controllo e verifica dell'abusivismo, una norma che difende la qualità dell'offerta e garantisce maggiore trasparenza nel settore della ricettività turistica. Noi abbiamo istituito questo codice identificativo che viene dato a disposizione di tutti coloro che vogliono affittare una locazione turistica. Cos'è una locazione turistica? È di fatto un appartamento che attualmente viene messo in locazione anche tramite i portali web. Ciò che succedeva è che molto spesso esisteva molto sommerso, nel senso che noi non sapevamo quanti erano effettivamente gli appartamenti che venivano messi sul mercato. Una legge approvata all'unanimità che disciplina un'attività che ha avuto negli ultimi anni una crescita enorme, spesso incontrollata e disordinata. La richiesta e la conseguente assegnazione del codice identificativo sarà un atto di giustizia nei confronti degli operatori che lavorano nel rispetto delle regole, di chi introita e versa correttamente la tassa di soggiorno e rispetta gli obblighi fiscali. Con questo codice noi in sostanza andiamo a mettere una sorta di targa ad ogni appartamento, quindi questa è una garanzia per il consumatore, ma anche la possibilità di far emergere tutto il sommerso, perché questo significa costringere chi affitta gli appartamenti anche a denunciare la presenza turistica delle persone che vi risiedono e quindi anche pagare la tassa di soggiorno che va a beneficio dei comuni e anche comunicare le presenze alle autorità competenti, quindi in questo caso alla questura. Quindi è un sistema di garanzia per il consumatore, ma anche per tutto il mondo del turismo.